il grande gesto eroico e di generosità, si è tuffato nel Sile ed ha salvato una bambina. Gli occhi gli brillano, sorride Mustafa, il 37enne che con un gesto fulmineo a fine gennaio si è gettato in acqua con documenti e cellulari in tasca, salvando una bambina di 4 anni figlia di turisti che era scivolata nel Canyon Grando. Non sono un eroe, ci dice. È un gesto che dovrebbero fare tutti indistintamente da dove vengano, che siano europei, africani, arabi. In quel momento là non c'è cosa che distingue per fare questo gesto qua. Non parla ancora l'italiano, ma si è ripromesso di studiare per impararlo. Così, spiega, posso trovare un lavoro. Pittore, cartongessista, muratore, sogna di poter un giorno prestare la sua opera per poter avere i documenti e portare la sua famiglia a Treviso. Ha davvero l'atteggiamento giusto di una persona che vuole integrarsi, lo vuole fare con grande rispetto nei confronti della nostra comunità, però è una persona che merita di essere aiutata, non soltanto per il gesto straordinario che ha fatto, ma soprattutto per l'atteggiamento che ha. Padre di 6 figli che ha lasciato in un villaggio in Egitto vicino alla Libia. Quando ha salvato la piccola stava pensando a loro. Dice che purtroppo da 3 anni e mezzo non li vede e ci pensa ogni giorno pensa ai propri figli perché sono in una situazione un po' brutta e spera di rivederli e di fargli fare un futuro qui in città. Mustafa è arrivato in Italia con il barcone, in uno dei tanti viaggi drammatici, sopravvissuto assieme ad altri profughi. Ora è ospite nella caserma Serena. E quello che mi ha colpito particolarmente sono state le sue parole quando è tornato in caserma, che gli abbiamo detto subito bravo, il nostro eroe, e lui ha risposto no, io mi sarei sentito un vile, avrei avuto paura di raccontarlo se non l'avessi fatto. Sorride e stringe il diploma fra le mani e dice: Si sente l'uomo più felice del mondo in questo momento, soprattutto per aver incontrato il sindaco, averci parlato e per il riconoscimento della città.